Sanders, Cappelletti vuole andare a trovare Smith, poi prova lui la tripla da posizione impossibile per la schiacciata di Smith. Esce a ricciolo Bartley e va nuovamente da Gaines, mano sinistra fino in fondo, provano a fermarlo ma non ce la fa nessuno. Rivediamo l'entrata sia Johnson che Smith, la scarpa e ritorna ora ad attaccare coi suoi. Gaines prova ad andare ancora con la mano sinistra, Spencer segue a rimorchio l'errore del compagno e mette il punto esclamativo con la Bimane. In corso d'opera in questa stagione Gaines piccherò il centrale con Vildera che va fino in fondo e appoggia il vetro, facile facile. Cappelletti riceve solito piccherò il centrale con Smith, Cappelletti si mette in proprio e ne segna due di pregevole fattura. Invece si va da Smith che deve tenere il pallone, ma ancora 8 secondi a disposizione del 0-0. Va lui in palleggio, Casarin mette palla per terra contro Davis, tripla difficilissima. Smith va a Cappelletti con il taglio forte, serve con la tripla dalla distanza, Carvel Henderson gioca a due con Smith, trova il terzo uomo che è Johnson, in palleggio, arresto, tiro in allontanamento. Finta di passaggio da parte di Sanders che sente questa partita da ex e rivuole il pallone da 8 metri. Sanders! E attenzione perché può scappare la formazione di Ramagli. Xavier Johnson prova lui in post basso contro Lever, si appoggia al vetro e mette anche questa. Raggiunge il pallone Bartley, ancora per Spencer, va col consegnato Bartley da posizione impossibile, ma che canestro ha fatto! Canestro da circense puro di Frank Bartley, angolo sul consegnato di Skylar Spencer, rivediamolo, cadendo all'indietro, solo retina. Manata di Smith per non far arrivare il pallone a Spencer, allora Bartley con 10 secondi prova ancora il 24, penetrazione in avvicinamento, altri due per Frank Bartley. Pick and roll con Smith, Henderson prende la linea laterale, arresto, tiro, Henderson solo retina, prova a correre anche per la differenza canestri nel doppio confronto. Bartley dentro per De Angeli, non se la sente di tirare, in arretramento sulle mani protese di Smith. L'ultimo possesso della gara sarà di Bartley con i fischi della CGM Forum. Bartley non riesce neanche a tirare e quindi 88-81 chiude